Natale al tempo del Covid-19 e come è andata la vendita del panettone artigianale, uno dei punti di forza della Sicilia proprio in questo periodo. Ne abbiamo parlato con il maestro Enzo Di Stefano. I numeri sono comunque sorprendenti. Vediamo. Quando ha inciso il Covid in un'azienda che praticamente è specializzata proprio nei panettoni in questo periodo natalizio? Beh, diciamo che abbiamo avuto dei periodi ci siamo o non ci siamo, perché la contezza di avere le attività chiuse, bar, negozi dove noi forniamo, onestamente ha un po' frenato quello che era inizialmente la produzione organizzata della vendita dei nostri prodotti. È solo che siamo stati pronti a organizzarci anche con tutte le materie prime specifiche alla qualità che noi trattiamo e eravamo anche pronti a pensare che questo Natale riuscivamo a portarlo avanti come impegno lavorativo. Ecco, voi esportate fuori il vostro prodotto che è genuino e di qualità. Ecco, volevo sapere un po' se da parte delle persone che abitano fuori dall'Italia c'è stata la stessa richiesta. Sì, anzi, abbiamo avuto anche più richieste dall'estero, sempre negozi specializzati che vendono prelibatezze, noi forniamo solo attività annesse a quelle che sono enoteche, dove c'è sempre la ricerca dei prodotti di qualità, anche tipici del nostro territorio, perché noi valorizziamo quello che è il nostro territorio come la sicilianità anche delle materie prime messe nei nostri prodotti come il panettone al pistacchio con i pistacchi siciliani, anzi oggi più che mai il pistacchio del Raffadale che già è diventato DOP. Questo ci rafforza il nostro territorio deve proprio portare avanti quello che è le materie prime d'eccellenza e farle conoscere al mondo come già abbiamo avuto tanti riscontri e questo fa onore a questo territorio. È il caso di dire quindi che in tempo di crisi sanitaria diciamo che la passione per il panettone non è diminuita, anzi forse è anche aumentata. Sì, beh, diciamo che in questi periodi le persone per farsi anche felici a casa in momenti di chiusura Hanno bisogno un po' di dolcezza. si devono un pochettino proprio prendere un po' di dolcezze e vanno alla ricerca del meglio e questo fa piacere a chi giustamente riesce a selezionare la di Stefano Dolciario. Senta, per concludere, sappiamo che il Natale è stato, diciamo, penalizzato, è stato ammazzato, per meglio dire, con ristoratori chiusi soprattutto. Lei ha raccolto un po', ecco, il grido d'appello, d'allarme di questi suoi colleghi che non potranno lavorare. Sicuramente noi avevamo anche delle ordinazioni dei migliori ristoranti del territorio sia siciliano che nazionale, purtroppo avendo poi le chiusure hanno anche un po' in parte disdetto quello che erano i loro acquisti. Questo ha penalizzato anche noi come azienda, ma anche loro che purtroppo in questi momenti difficili vengono meno alle loro condizioni economiche per poter sopperire questi periodi difficili.